Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanuele e benvenuti alla settima puntata di stagione di Calcio di Rigore. Questa sera è una puntata ricchissima di servizi video, ben 10, e poi analizzeremo come sempre tutte le categorie. Ma adesso io passerei a presentare chi mi affiancherà nella conduzione e do la buona serata a Corin Stella. Ciao Corin. Ciao a tutti, e io ne approfitto subito per ricordare il numero per interagire con noi sia per SMS che WhatsApp. Il numero è 333 6094 299. Ci trovate anche alla pagina Facebook Calcio di Rigore Official. Bravissima, che tra l'altro sta andando proprio la diretta in questo momento grazie anche alla Giova DSL che salutiamo. Prego Corin. Ora passerei a presentare i nostri ospiti. Abbiamo il nostro opinionista Renzo Baldisseri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo. Ciao. Il direttore sportivo del Faenza Nicola Calvina. Ciao a tutti, buonasera. Thomas Zagnoli, l'allenatore del Coriano. Buonasera a tutti. E infine Alessandro Paganini, il nostro opinionista. Buonasera a tutti. Ciao Ale, ciao. Allora, io direi subito, cara Corin, stasera vedi il nome l'ho azzeccato, non ti ho chiamato Corin. Bravissimo. Dopo 50 volte ce l'abbiamo fatta. Di iniziare subito anche con l'ausilio del nostro Stefano Papini a vedere risultati e classifica della Serie D Girone D, perché stasera i servizi sono tantissimi, vorrei ascoltare tutti i nostri ospiti, compresi gli opinionisti. Prego. Breno Savignanese 0-0, Calvina Fiorenzuola 0-1, Ciliverghe Correggese 2-3, Forlì Mantova 1-1, Lentigione Mezzolara 1-0, San Maurese Progresso 1-1, Sasso Marconi Fanfulla 2-0, Sporting Franciacorta Alfonsine 1-2, Vigor Carpaneto Crema 0-1. Adesso con Stefano Papini andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Prego Corin. Mantova 16 punti, Fiorenzuola 14, Correggese 13, Mezzolara Crema 12, Fanfulla 11, Breno Lentigione Progresso 10, Ciliverghe Mazzano 8, Sporting Franciacorta 7, Forlì 6, Sasso Marconi Zola Alfonsine 5, San Maurese 4, Savignanese 3, Vigor Carpaneto 2, Calvina Sport 0. Come direbbe Baldisserri, promossa. Brava. Stasera davvero impeccabile, non hai sbagliato assolutamente nulla. Allora, tra poco voglio sentire il nostro Alessandro per quanto riguarda la partita che ieri è andata a vedere Forlì-Mantova, si è giocata alle ore 17, però direi di partire subito con il primo servizio di questa sera. Prego Corin. Sì, adesso guardiamo insieme i gol delle squadre romagnole impegnate nel girone D. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbota, il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. 17 gol realizzati nel sesto turno di Serie D Girone D. La notizia è che il Mantova si ferma a 5 in fatto di vittorie utili consecutivi. A bloccarla sul pari nel primo stop di stagione ci ha pensato il Forlì. Proprio i Galletti bloccano il Mantova sull'1-1 al Morgagna. Rigore di Scotto, risponde Gomez al minuto 33 del primo tempo. Pareggio a reti bianche per la Savignanese sul campo del Breno. Invece la San Maurese ottiene il segno X pareggiando per 1-1 in casa col Progresso, passati in vantaggio con Girotti ma raggiunto al 73esimo da Merciari. Vince l'Alfonsine in esterna per 2-1 sul campo del Franciacorta, passati in vantaggio grazie a una rete di Mangiarotti. Poi arriva il pareggio di Saporetti per gli ospiti e infine il gol vittoria firmato da Margucci. In studio so che sono arrivati già i primi messaggi e poi passiamo subito ad ascoltare anche Alessandro per quanto riguarda questo girone. Prego Corin. Sì, ci scrivono Forza Marignanese. Sì, salutiamo gli amici di San Giovanni Marignano, tra poco vedremo anche il servizio che li riguarda da vicino, prego. Poi ci chiedono anche se qualcuno conosce la situazione della colonnella di Rimini di seconda categoria. Li abbiamo seguiti fino a qualche anno fa per quanto riguarda la prima categoria, poi c'è stata la retrocessione come tu saprai e arriveremo anche stasera a toccare la seconda e la terza categoria proprio nel finale di puntate, quindi magari ti rispondo più avanti.
Alessandro, andiamo per passo e per categoria. Serie D, girone D, ieri sei andato a vedere Forlì-Mantova, innanzitutto che partita è stata? Sì, è stata una bella partita, il Mantova veniva da 5 vittorie consecutive e pensavano di vincere anche a Forlì, invece il Forlì è riuscito a rimontare e ha fatto un bel pareggio, 1-1. C'era il pubblico delle grandi occasioni? Sì, questa volta c'erano anche i tifosi ospiti, c'era una bella affluenza, quindi è stata una bella giornata di sport. E il Mantova è davvero così forte come abbiamo avuto modo di vedere? Sì, secondo me il Mantova è forte, ecco, secondo il sottoscritto l'allenatore del Forlì è riuscito a dare ai giocatori quella grinta necessaria per rimediare e per osare anche addirittura di vincere. Tutti quanti se lo chiedono, ma secondo te questa è la seconda partita che tu vai a vedere in casa, che campionato può essere per il Forlì? Metà classifica? Ma adesso ho visto 2 partite, la prima un pareggio col Franciacorta e questo un pareggio col Mantova, classifica alla mano, ecco, sono 2 punti importanti, però i punti in classifica non sono molti, ecco, quindi non credo che il Forlì possa ambire ai primi posti, sicuramente è un buon campionato. Ecco, come dicevo prima, credo che l'allenatore del Forlì sia bravo. Ecco. Il Mantova non ce n'è per nessuno, vincerà secondo te il campionato? Secondo me il Mantova è superiore. Ricordiamo che in questo girone sono protagonisti anche la Savignanese e la San Maurese. Ieri la San Maurese ha dato continuità alla prima vittoria che ha ottenuto 7 giorni prima, andando a pareggiare in casa contro il Progresso per 1-1, perdeva 1-0 come avete visto appunto dalle immagini, e poi c'è stato l'importante pareggio in esterna della Savignanese sul campo del Breno. Si muove a piccoli passi quest'anno la classifica per la Savignanese. L'Alfonsine, dopo la clamorosa sconfitta e tonfo interno per 0-6, è andata a vincere ieri per 2-1, quindi respira un attimo anche la squadra di Gori. Andiamo a vedere il prossimo turno, sono molto veloce stasera perché poi voglio sentire veramente tutti, sono tantissimi servizi, vai! Allora, Alfonsine San Maurese, Breno Ciliverga e Mazzano, Correggese Vigor Carpaneto, Crema Sasso Marconizzola, Fiorenzuola Forlì, Mantova Sporting Franciacorta, Mezzolara Fanfulla, Progresso Lentigione, Savignanese Calvina Sport. Renzo, veloce, telegrafico, può essere la prima vittoria contro il Calvina per la Savignanese in questo campionato, il prossimo turno? Speriamo di sì, ma io vorrei ritornare al discorso di prima. L'unica squadra che in senso negativo è proprio il Forlì, perché il Forlì, non sono d'accordo con il signore, perché il Forlì ha una squadra forte per poter vincere questo campionato, mentre invece è partito con il piede sbagliato. Ma non lo so se può vincere il campionato. La squadra ce l'ha, la squadra è fortissima. Ci sono dei nomi importanti, però non lo so. Però è chiaro che ha di fronte un Mantova molto forte, però onestamente è partito con il piede sbagliato, perché veramente il Forlì c'è una squadra per poter far meglio. In tribuna cosa si diceva ieri, Alessandro? Se sei riuscito Io a captare ho qualcosa? visto che i tifosi erano contenti di essere riusciti a fermare la capolista, però da lì a dire vincere il campionato secondo me ce ne passa. Ecco. Poi io mi auguro che il Forlì vinca, ecco, perché io sono il primo tifoso del Forlì. Mi trovi d'accordo? Prego, Corin. Sì, ci scrivono da casa, vogliono sapere un parere dal mister del Coriano sulla Marignanese. Sì, puoi già rispondere, Thomas. Io l'ho affrontata in Coppa ed è una partita che faceva poco testo perché entrambi abbiamo schierato molti ragazzi giovani, essendo al mercoledì prima di campionato. Credo che sia una realtà che pian piano dovrebbe giocare il campionato per la vittoria finale. Non è che lo dico per gufare l'amico Simone Lilli, però vengono da un percorso fatto di qualche anno di lavoro insieme e ogni anno ha messo dentro qualcosa, mantenendo appunto lo staff tecnico, e i risultati pian piano stanno arrivando, e credo che quest'anno sia l'anno dove devono, tra virgolette, raccogliere quanto seminato gli anni scorsi, e le premesse sono positive. Adesso aveva qualche giocatore infortunato, credo che li abbia recuperato quasi tutti, e sicuramente la Marignanese, per quel poco che ho visto, sicuramente è una delle realtà più importanti di questo girone. Nicola, voglio sentire anche te, cosa ci fa il Faenza in promozione? Ne parlavamo stamattina io e te al telefono. Purtroppo l'anno scorso siamo retrocessi ai play-out con Sampa Imola. Chiaramente nei play-out è una partita secca, quindi può succedere di tutto. Siamo qua, siamo ripartiti, siamo pronti per affrontare questo campionato, tanto ormai parlare di quello che è stato non ha molto senso, quindi siamo in promozione e cerchiamo di fare del nostro meglio.
La piazza come risponde? Avete il nucleo storico a livello di tifosi? Mi ricordo che ero venuto qualche anno fa con i Rimini a riprendere. Allora, Faenza è una piazza che è sempre stata seguita il giusto, nel senso che anche ai tempi della C, 15-20 anni fa, non è che c'era un pubblico importante, è sempre stato più orientato verso il basket Faenza, quindi il calcio... Mi trovi d'accordo, infatti. Purtroppo... Pur avendo una bella struttura, perché avete uno stadio, io sono stato lì a riprendere. È un bello stadio. È un peccato. Poi hanno avuto giocatori importanti, Marco Oscio, che per voi che magari non lo sapete ha vinto la Coppa Italia col Parma, è stato protagonista nei primi anni 90 con la formazione di Nevio Scala, averlo a Faenza, comunque un allenatore che poi è stato protagonista anche qui a Rimini come allenatore del Rimini, ma anche a Bellaria come allenatore del Bellaria. Tanti messaggi, prego, diamo spazio anche a loro da casa e poi passiamo al girone F, prego. Sì, allora ci scrivono: gli arbitri che vanno ad arbitrare il Perticara dovrebbero sapere che non siamo più nelle Marche, dovrebbero trattarci come le romagnole, si devono vergognare. Allora, dopo qui ti faccio rispondere quando tratteremo la prima categoria, perché voglio andare per gradi da Renzo Baldisseri, che è un ex direttore di gara. Andiamo un po' avanti, prego, con i messaggi. Sì, domanda per i vostri ospiti. La Del Duca Ribelle è prima in classifica, senza gli infortunati, Indelicato, Zoffoli e Forti. Quando lo rientreranno, può vincere il campionato? L'avevi già postata l'altra puntata questa domanda. Indelicato è un giocatore importantissimo, bisogna vedere se si riesce a ripetere anche in eccellenza, ma non è che te lo devo presentare io. Sicuramente con i nomi che hai fatto diventa una formazione ancora più forte, poi un allenatore secondo me molto bravo, molto valido come Montanari. Prego. Sì, ci scrivono: ieri la mia Juve ha vinto, ma per me è stato molto più brutto non poter seguire il mio Perticara a sala. Forza ragazzi, forza Perticara, sempre e comunque. Quella ieri era una bella partita, perché il Perticara è una neopromossa, il Sala invece è la rivelazione di questo inizio di torneo, però io continuo a dirlo, secondo me il Sala quest'anno farà il campionato di Granata dello scorso anno, perché sono tutti giocatori che si conoscono, la società si è mossa in maniera intelligente. E un'altra scommessa che avevo detto nel servizio introduttivo della presentazione della prima categoria era anche il San Vittore. Vediamo se ci prendo o meno. Va bene, allora ci fermiamo qui, possiamo andare al girone F di Serie D, mi dai l'input? Andiamo. Ok, Stefano dalla regia andiamo a vedere Serie D girone F, vai! Allora, Terme Fiuggi Montegiorgio 3-1, Avezzano Tolentino 2-0, Chieti Cattolica 1-1, Città di Campobasso Matelica 1-1, Jesina Vastese 2-3, Real Giulianova Recanatese 2-3, Notaresco Pineto 3-1, San Giustese Agnonese 3-5, Vasto Girardi Porto Sant'Elpidio 2-0. Perfetta anche qui, bravissima anche nei nomi perché non sono facili da leggere. Adesso andiamo a vedere la classifica, cara Corin. Notaresco Recanatese 15 punti, Vasto Girardi Vastese Porto Sant'Elpidio Montegiorgio 10, Matelica Chieti 9, Pineto Città di Campobasso 8, Avezzano Tolentino 7, Agnonese Real Giulianova 6, San Giustesa Terme Fiuggi 5, Jesina Cattolica 2. Bravissima, brava, veramente brava. Allora, cara Corin, prima di sentire Renzo e tutto il nostro parquet di opinionisti, io direi di andare a vedere l'unico servizio per quanto riguarda questa categoria e poi rientriamo in studio. A te la parola. Allora, adesso guardiamo insieme la sintesi di Chieti Cattolica. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Secondo pareggio consecutivo per i Chieti, mentre per il Cattolica secondo punto di stagione raccolto tra l'altro sempre in esterna dopo quello di Agnone. La cronaca vede al settimo Traini portarsi al tiro con Benedettini che blocca a terra. 2 minuti più tardi Bruschi cade a terra in area di rigore, ma l'arbitro fa segno di proseguire. Il replay non chiarisse la situazione. Passeranno molti minuti prima di vedere questa conclusione di Stallone che si spegne sul fondo. Al 38esimo invece Tallucci imbecca Marzola, la cui girata di testa non inquadra il bersaglio. Prima dell'ingresso negli spogliatoi Bruschi da calcio piazzato impegna a terra Benedettini. Ad inizio ripresa, esattamente al minuto 7, il Cattolica a sorpresa passa, Battistini sale in cielo senza neppure bisogno di usare l'ascensore e batte Carmen Lengo per lo 0-1 ospite.
La risposta dei Chieti è affidata a Traini, la cui conclusione si spegne alta. 60 secondi più tardi Bruschi impegna Battistini in corner direttamente a calcio piazzato. A quarto d'ora però i Chieti pareggia. Traini cade a terra in area di rigore e per il direttore di gara si tratta di penalty. Dagli 11 metri Marzoli trova l'1-1, ristabilendo dunque la parità in campo. I Chieti si rende pericoloso solamente nel finale al 35esimo per l'esattezza, quando Traini si gira bene ma non inquadra lo specchio della porta di un nulla. 1-1 il finale tra Chieti e Cattolica. Bene Corin, allora leggiamo un po' di messaggi che sono rimasti indietro e poi do la parola a Renzo, prego. Sì, ci scrivono: volevo fare i complimenti al mister Mugellesi per la spettacolare squadra del Nuova Feltria messa in campo ieri, bravo. Ok, tra poco arriveremo anche a parlare di promozione, poi faremo sempre un commentino anche con il nostro Renzo e poi c'è anche Nicola stasera con il Faenza che ci dirà anche qualche particolarità di questo campionato. Andiamo per ordine. Il Cattolica, secondo punto di stagione, rimaniamo sul Cattolica questa sera e basta, poi delle marchigiane ne parleremo alla prossima puntata. È un punto che secondo te dà morale ai ragazzi oppure davvero a livello di gioco non ti è piaciuto nulla? Onestamente ieri il Cattolica ha ottenuto veramente un punto prezioso, ma anche la domenica prima è stata sconfitta a Montegiorgio per 3-1, ma non meritava di uscirne sconfitta, però in queste due partite il Cattolica ha fatto vedere qualcosa di importante. È chiaro che per il Cattolica il campionato comincia domenica, se non vado errato dovrebbe ritornare a giocare al Calbi, al proprio stadio contro il Giulianova, e per domenica onestamente partirà il vero Cattolica. È chiaro che se il Cattolica ieri avesse avuto un'altra sconfitta probabilmente la panchina di Cascione sarebbe stata traballata e già era pronto il mister Papini. Mirko Papini, ex Gabice Gadara, lo ricordiamo. Sì, E tu la fiducia però, a prescindere da questa notizia, questa bomba di mercato che ci stai dando, a Cassone gliel'avresti data lo stesso anche in caso di sconfitta ieri oppure subito avresti... Ma Cascione è un tecnico che ha la sua prima esperienza in questo campionato, è stato un grandissimo giocatore che tutti conosciamo, però è chiaro che fare allenatore in quarta serie alla sua prima esperienza non è facile, però la colpa non è di Cascione, anche la squadra secondo me non è proprio forte e lo dimostra di 15 gol subiti, è una delle peggiori difese del campionato e quando in questi campionati, vale dire dalla seconda categoria all'eccellenza o alla Serie D, se non sai la difesa forte non vai lontano. Perfetto, sei stato molto telegrafico, così mi piaci. Andiamo a vedere il prossimo turno con Stefano Papini e con te Corin, così andiamo a sentire poi nel dettaglio, fermandoci molto di più con ogni opinionista, eccellenza, promozione e prima categoria. Prego. Porto Sant'Elpidio, Città di Campobasso, Matelica San Giustese, Montegiorgio Chieti, Agnonese Terme Fiuggi, Pineto Jesina, Recanatese Avezzano, Cattolica Real Giulianova, Tolentino Notaresco, Vastese Vasto Girardi. Ebbene, ci sono anche delle partite interessanti. Devo dire, nel Matelica è stato esonerato, ma non esonerato, è stato in comune accordo per motivi familiari il mister del Matelica. Perché tra l'altro aveva vinto ha lasciato la società per motivi familiari. Che tra l'altro aveva vinto bene, ne parlavamo io e te che ci siamo visti giovedì a pranzo proprio a Nuova Feltria, mi dicevi per l'appunto che volevi scoprire come mai ti aveva lasciato. Ho scoperto, però sono per motivi familiari. Perfetto, abbiamo visto un po' tutto, io continuo a dirlo, la rivelazione di questo torneo è Vasto Girardi, un paese nel Molise con 600 anime ed è pure terzo in classifica. Pensate il calcio quanto sia bello e veramente bello raccontare favole di questo genere. Ricorda un po' il miracolo dei Castel di Sangro di Serie B per chi appunto fosse appassionato un po' come me a livello calcistico. Sei punto, lo so, mi stai guardando male, adesso diamo spazio a tutti i messaggi, promesso, però tocca accelerare un po' perché sennò tutte le volte togliamo spazio a Rimini Calcio e i tifosi della curva hanno già scritto, ci menano dopo. Allora, vuoi leggere prima i messaggi? Vogliamo dare spazio un attimo? Leggiamo Vai. due messaggi. Se no mi mena, questa mi mena. Allora, grande mister Lilli, grande presidente. Grande Sì, presidente. Grande presidente, ok. E dei cuori. Vai, poi? Allora, la scorsa settimana avete definito la 2M rivelazione della promozione. Io credo che la vera rivelazione del girone sia il Nuova Feltria. Sì, come neopromossa, no aspetta, anche la 2M è una neopromossa, bisogna vedere un attimino anche il rendimento delle due squadre, la 2M è stata anche prima in classifica, chiaramente viene fatto un riferimento alla scorsa puntata dopo le prime 5 giornate di campionato, un pochino troppo presto per dire rivelazioni, uno prova a fare un attimo
diciamo, dare un'opinione nelle prime 5 puntate, però è presto secondo me, dai, adesso per dire qual è la vera rivelazione. Sicuramente Nuova Feta, sono d'accordo con te, sta facendo bene, ma ne parleremo appunto tra poco quando affronteremo la categoria promozione. Vi pregherei da casa, siccome che ho in mente di sentire un po' tutti i nostri opinionisti, di mandare i messaggi inerenti a quello che stiamo parlando in trasmissione. Se siamo alla categoria eccellenza, mandateci i messaggi per l'eccellenza. Poi gradualmente promozione, romagnola, prima categoria, arriviamo a tutto, promesso, però mandate i messaggi attinenti alle categorie che stiamo affrontando qui in studio. Prego. Andiamo a leggere i Risultati e classifiche d'eccellenza. Ti aiuta Papen. Sì. Vai. Argentana, Castenaso Calcio 1-4, Castrocaro del Duca Ribelle 0-2, Marignanese Football Cavaronco 3-0, Voghiera Corticella 2-2, Medicina Fosstatone Copparese 1-1, Sant'Agostino Diegaro 1-1, Sampa Imola Classe 2-1, Coriano Fiericcione 0-2, Vadese Zola Granamica 2-1. Ce l'hai fatta con Granamica, brava, vedi. Granamica. Risultati classifica dopo l'ultimo turno, vai Cori, che stasera stai battendo tutti i record, perfetta, non ti sei mangiata neanche una parola, vai. Del Duca Ribelle Adesso 16 punti, vai. Diegaro 14, Sampa Imola 12, Castenaso Calcio Corticella 11, Medicina Fosstatone Vadese Zola 10, Marignanese Coriano 9, Fiericcione Voghiera 8, Granamica Sant'Agostino 5, Copparese Football Cavaronco Argentana 4, Classe Castrocaro 3. No, troppo brava stasera, mi sto commuovendo, veramente, brava. Mi metto a pensare anch'io. Allora, sei pronta? Quindi Sì. tu un occhio di riguardo a tutti i messaggi da casa che arriveranno adesso categoria per categoria, quindi abbiamo dato anche delle indicazioni ai nostri spettatori. Io vado su Zagnoli e pregherei Stefano in questo momento, mentre vado a sentire il mister De Coriano, di mandarci la partita di ieri in sovraimpressione in modo tale che gli possa fare le domande. Eccolo qui, questa è Coriano Fiericcione, persa purtroppo Thomas per 2-0. Allora, innanzitutto, vedendo queste immagini, raccontaci qualcosa, che partita è stata e come mai è arrivata questa sconfitta? Ma è stata una partita dove il Riccione ha dimostrato di approcciarla meglio di noi. Inizialmente sono stati più vivi, più veloci sulle seconde palle, più brillanti di noi. Hanno trovato il gol di vantaggio dopo 13 minuti, se non sbaglio, e su una nostra anche disattenzione difensiva, perché abbiamo sbagliato alcune uscite a livello difensivo per poi prendere il gol sul secondo palo di testa, e poi successivamente credo che non abbiamo fatto male dal punto di vista del gioco, cercando anche di palleggiare, ma abbiamo fatto fatica a trovare varchi. La Fiericcione non è stata magari bella da vedere, ma molto redditizia, nel senso che hanno badato a difendersi bene, con i due centrali che hanno lavorato molto bene e i due centrocampisti davanti a loro. Ci ha lasciato un po' di sfogo laterale, ma abbiamo fatto fatica a girare palle e a trovare appunto sbocchi per poter scardinare la loro difesa. Sulle ripartenze poi ci è dato fastidio, perché poi davanti hanno un giocatore molto bravo come Docente, di esperienza, ed avevano giocatori molto rapidi nelle ripartenze come Tamagnini ad esempio, l'esterno di sinistra, e Borghini a destra. Il secondo tempo abbiamo fatto secondo me benino, avevamo iniziato secondo me meglio di loro. Il problema è che poi abbiamo subito questo rigore a metà secondo tempo che un po' ci ha tagliato le gambe, e poi sul 2-0 a 20 minuti alla fine obiettivamente si è fatta ancora più dura, ecco. Thomas, avete lavorato molto bene sul mercato, devo fare i complimenti sia al tuo presidente che a Filippo per quanto riguarda Cipriani, direttore sportivo. Allora ti chiedo, l'obiettivo del Coriano in questa stagione, tocchiamo ferro, lo dicevamo prima a telecamere spente, vedendo anche lo score in passato del Coriano, i trascorsi in eccellenza, non è andata mai a buon fine, però secondo me, questo è il mio parere che viene dato dopo poche giornate di campionato, il Coriano può ritagliarsi un importante spazio in questo torneo. Sei d'accordo o no? Ma noi lavoriamo quotidianamente per questo, per cercare intanto di mettersene alle spalle 6 e poi di poter fare il meglio possibile. La partita di ieri poteva rappresentare, anche se era dopo 6 partite, una possibile svolta per il nostro campionato, perché sai, tieni a distanza una squadra importante come Riccione, oppure allunghi addirittura, ti possono cambiare le prospettive, sebbene siamo solo all'inizio. Abbiamo mancato questo tipo di, chiamiamola, occasione, però la partita di ieri ci ha anche insegnato che dobbiamo ancora completare il nostro processo di adattamento a questa nuova categoria, dove magari si bada molto meno al bello ma al sodo. È un campionato fisico dove magari alcune squadre pensi di poterle battere, ma poi nel giro di qualche minuto tirano fuori una giocata magari di un giocatore di livello che magari in promozione non c'è e che in questa categoria esiste, e di conseguenza devi stare veramente attento 95 minuti, perché in promozione spesso l'anno scorso
capitava qualche occasione agli avversari se la sbagliavano, e invece in eccellenza, oltre a non riuscire a gestire spesso la partita perché il livello si è alzato, diventa anche molto più difficile, ecco, andare a vanificare magari le qualità che quotidianamente, ogni domenica, troviamo nei nostri avversari. Senti, questo è un campionato a mio avviso molto difficile. Del Duca e Diegaro sono le principali candidate alla vittoria finale, ma secondo te, visto che poi l'anno scorso anche voi in promozione avete raggiunto questo obiettivo attraverso i playoff, ci può essere qualche sorpresa? Hai visto già, secondo te, si è fatto già un'idea precisa di questo campionato? Chi potrebbe essere, diciamo, l'antagonista oltre al del Duca, al Diegaro, che possa ambire a una vittoria finale? Prima mi dicevi la Marignanese. Ma la Marignanese è partita, ma anche è normale che sia così, per poter fare un campionato di vertice. Sono arrivati quarti l'anno scorso, hanno confermato il blocco con l'allenatore, hanno inserito giocatori importanti, non ultimo Domini qualche settimana fa, che è un giocatore che comunque ha grandi qualità e li sta facendo subito bene, perché mi sembra che aveva già fatto 4 gol in 3 partite, oltre alle giocate su calcio piazzato che conosciamo tutti. Tommaso è un giocatore che, se sta bene di testa e di fisico, è un giocatore fuori categoria. E oltre a queste ci sono squadre, secondo me, nel bolognese che magari sono un attimo attardate, ma di cui mi parlano molto bene. Non ultimo il Corticella, che andremo a affrontare noi domenica. Il Sant'Agostino è partito male, ma mi dicono abbia preso un paio di giocatori da Argentana e si è mosso molto bene. Il Castenaso stesso l'abbiamo affrontato da loro, è una squadra solida che anch'essa ha preso 3-4 giocatori dal Progresso, che l'anno scorso è salita. Sì, diciamo che il Progresso, secondo me, ha cambiato tantissimo, perché quotidianamente quando incontriamo squadre del bolognese troviamo 2-3 giocatori che giocavano da loro. Sì. Insomma, il campionato dell'anno scorso del Progresso è sotto gli occhi di tutti. Da noi il Diegaro è partito dichiaratamente per fare un campionato di vertice, perché comunque ha inserito giocatori che, sebbene fossero in promozione, non erano da promozione. Lo sappiamo, Bernacci su tutti, anche se si è infortunato. Il Del Duca ha cambiato tantissimo, ma ha cambiato bene, perché comunque ha preso giocatori che hanno esperienza in categoria e ha fatto una linea difensiva che è veramente difficile da perforare, perché Ruffilli in porta, De Luca, Panzavolte e Fonte dietro, una difesa 3 sono una difesa molto importante, e infatti sta facendo molto bene. Diciamo che noi siamo all'interno di un percorso che abbiamo iniziato 3 anni e mezzo fa, se ci guardiamo indietro siamo partiti il primo anno con una salvezza in promozione all'ultima giornata, e quello che abbiamo raggiunto oggi era solamente nei nostri sogni, insomma. È logico che ci stiamo rendendo conto settimanalmente che ci possiamo stare, che se siamo al 100% per i 95 minuti credo che ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Sì, vedendo la tua squadra all'opera e vedendo anche la rosa che hai quest'anno, assolutamente sono d'accordo con te e rinnovo i complimenti al tuo lavoro, a quello di Filippo e a quello del presidente Tiziano. Però intanto ti pregherei, se magari sai già qualcosa, perché ho visto che anche nel gruppo me lo chiedevano a me in settimana, prego Corin, lo puoi leggere questo messaggio, magari mister ci può già rispondere. Sì, ci chiedono se il Coriano e la Marignanese salteranno il turno per i giocatori in nazionale. Noi abbiamo già deciso domenica, ieri, di giocare, perché rispetto ai 4-5 samarinesi che l'altra volta sono stati convocati, pensavamo che fossero convocati, hanno convocato solamente Battistini e Giardi e non i 2 fratelli Vitaioli. Di conseguenza abbiamo una rosa che due assenze le può sopperire, perché possono essere anche normali da affrontare nell'arco del campionato, oltre al fatto che io, ci tengo sempre a sottolinearlo, sto mandando quotidianamente 2 persone in tribuna e mi piange il cuore farlo, perché sono giocatori che secondo me ci stanno e comunque si allenano bene, tutto il resto, e rinviare una partita nel momento in cui mancano 2 giocatori significa magari non dare neanche la fiducia che si merita a questa gente. Bravo. E di conseguenza non credo che sia un segnale positivo al gruppo, come se io dicessi non mi fido di quelli che sono il 20esimo, il 22 della rosa oggi, e mi fido di quei 13-14, pian piano credo che poi li perdi, e questa cosa non mi piace, ecco. Mi piace molto, infatti sinonimo di intelligenza, Alessandro, gestire un gruppo in questa maniera qui è perfetto. Sì. Allora, per quanto riguarda te, Renzo, aspetta, perché adesso ti faccio divertire, perché sicuramente anche da San Giovanni Marignano vorranno sentire il tuo commentino. Corin, cosa andiamo a vedere adesso? Vai, sparala la bomba. Adesso andiamo a vedere la sintesi tra Marignanese e Cava. Starter Green,
Dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. La Marignanese si libera dell'ostacolo Football Cava senza difficoltà, una passeggiata per la squadra di Lilli contro un avversario decisamente inferiore che paga dazio già dopo soli pochi minuti di gioco, quando a questo traversone nasce l'involontario retropassaggio di testa ad opera di Capitan Bertaccini per l'inserimento puntuale di Fabri per l'1-0 giallo-blu. La squadra di Lilli, trovato in vantaggio, non si ferma a specchiarsi, anzi emette il secondo acuto, timbrato questa volta da Alberto Rivi per il 2-0 della Marignanese. Gli ospiti si rendono pericolosi con l'asse Rossi-Angelo con il palo di quest'ultimo, ma Cortini a porta sguarnita non riesce più in vincente. I padroni di casa continuano a fare la partita, la conclusione di Corti è di facile presa, mentre nella ripresa Rivi in girata vorrebbe cercare la doppietta di giornata, ma Barducci si fa trovare pronto. La Marignanese continua a divertirsi e a supare, successivamente la volta di Rivi che non inquadra lo specchio della porta, prima che infine Tommaso Domini scaraventi rabbia e pallone nel set alla sinistra di Barducci per il 3-0 finale, tra gli applausi del pubblico locale che gradisce non poco il gioco espresso dai ragazzi di marca giallo-blu. Ecco qui, rientriamo in studio, tu dai sempre un'occhiatina ai messaggi che arrivano anche da questa categoria, perché io mi soffermo ancora qualche minuto con Renzo e con una battuta anche con Thomas. Renzo, allora, questa Marignanese, stanno arrivando tantissimi messaggi da casa, si aspettano tanto quest'anno a San Giovanni anche in virtù di quello che hanno speso, ricordava giustamente Thomas prima, è arrivato anche un giocatore, un signor giocatore come Domini, tra l'altro anche ieri in gol. La Marignanese è partita un po' con il freno a mano, è chiaro che i 7 punti di distacco dalla capolista non sono pochi. Io sono dell'idea che la Marignanese ha una squadra fortissima, poi con l'arrivo di Domini e in attaccanti come Sartori veramente sono giocatori che fanno la differenza. Però io sono sempre dell'idea che non è facile ripetere un campionato come la passata stagione, anche se Lilli ha tutti gli ingredienti di un grandissimo allenatore. Io me la auguro con tutto il cuore. Io l'ho vista in una gara amichevole. Adesso non guardiamo la gara di ieri, 3 gol con il Cava, però l'ho visto in difficoltà nel reparto offensivo. Sartori davanti troppo solo, però sono pienamente convinto che la Marignanese tornerà fuori perché ha tutti gli ingredienti per fare un modesto campionato. Però, ripeto, e me lo auguro, che faccia un gran, però ripeto, il campionato della stagione non è mai facile. Sì, poi del centrocampisti goleadore fatto bene, Carnesecchi, Fabri, Domini stesso, sono ottimi giocatori. Però la squadra c'è, capito, con un Sartoni e con un Domini, però... 30 secondi, perché Thomas, ti dico già questo, se non gli do questi 30 secondi non mangia neppure più la pizza con me. Ce l'hai qui Thomas, è un tuo caro amico, ti lascio fare una domanda da Baldisserri a Thomas, prego. Io Thomas lo conosco da una vita, lo conosco come giocatore e come allenatore, però queste 3 sconfitte per il Corcogliano sono un po' più tante, tra le quali 2 tra le mura amiche e 2 in trasferta. Com'è questa differenza? Ma l'ho detto prima, siamo una Cenerentola di questo campionato e dobbiamo ancora capire come funziona. Poi se andiamo a analizzare le partite che abbiamo perso, quella di ieri, vabbè, è recente e l'abbiamo vista tutti. Quella in casa col Del Duca, se vi ricordate, dopo 10 minuti eravamo in vantaggio 1-0 e la squadra stava facendo molto bene. Poi si è rimasti in 10 per un errore di Matteo Vitaioli che poi ha un po' compromesso la partita, ma non perché abbia perso perché si è rimasti in 10, ma venivamo da una settimana dove avevamo giocato il turno infrasettimanale il mercoledì con l'Argentana e speso delle energie importanti sia a livello fisico e mentale, mentre invece Del Duca non aveva giocato. E abbiamo giocato 85 minuti in 10 contro una squadra che oggi sta dominando il campionato. Di conseguenza abbiamo chiuso il primo tempo sull'1-1 e dopo il 2-1 ci sono crollate un pochettino le energie a tutti i livelli ed è stata dura poi portarla in fondo. Col Castenaso abbiamo avuto un cattivo approccio, era la nostra prima partita in eccellenza fuori casa,
abbiamo incontrato una squadra che anche lei sta ben figurando, piena di giocatori di esperienza. Siamo avanti sotto il primo tempo 2-0, abbiamo rimontato il 2 pari al 93esimo e poi su un errore del nostro portiere al 94esimo ha preso il 3-2, era una partita pareggiata. Purtroppo sono errori di inesperienza che mettiamo nella bilancia. Se oggi avessimo avuto la fortuna e la bravura di pareggiare 1/2 partite saremmo a 11 punti e ne avremmo perso solo una. Purtroppo, come ho detto prima, gli episodi più si alza il livello e più sono importanti e decisivi, ed è questo che noi dobbiamo capire quotidianamente quando andiamo ad affrontare i nostri avversari. È E ci una di sta, quelle perché comunque siete una importanti. neopromossa. Sì. Ci sta. Cori, leggiamo anche i messaggi che sono arrivati da casa e poi ci spostiamo su Alessandro, prego. Sì, ci scrivono super poker del Gatteo in una partita sentitissima tra le due società, avanti Pappagalli. Sì, è vero, complimenti, un bel torneo anche da parte loro, una squadra molto giovane, il Gatteo. Prego. Ci scrivono, buonasera a tutti, volevo chiedere al mister del Tropical Coriano se nei prossimi anni si possa puntare anche alla Serie D. Incrociamo le dita, sì o no? Mi sembra molto prematuro. Prima di tutto bisogna avere le strutture e a Coriano non ci sono per fare la Serie D. Tolto lo stadio, credo che stiamo anche cercando in tutte le maniere di andarci a allenare in strutture nei paesi vicini per cercare di avere dei campi di allenamento perlomeno a livello di misure che possono replicare quelle di un campo regolare. Di conseguenza è assolutamente prematuro per una società che negli ultimi 20 anni ha fatto 3 volte l'eccellenza ed è retrocessa parlare di Serie D. È logico che, come dicevi prima, Castellisangro è arrivato in B e tutto è possibile, però prima bisogna assolutamente consolidarsi, crescere e migliorare tutto a 360 gradi, ma diventa, poi dopo ce l'hanno fatta società ancora più piccole come paese e tutto il resto, però oggi veramente è più che sognare dalla promozione all'eccellenza. Però un drink io con la Spinelli lo vado a fare, molto volentieri, così magari ci parlo e ci metto una buona magari ce la fai tu. Va bene, prossimo turno e poi andiamo su Alessandro e poi passiamo finalmente anche alla promozione, così sentiamo il nostro Nicola e facciamo le varie domande. Prego. Sì. Castenaso Calcio Vadese Zola, Classe Castrocaro, Copparese Argentana, Corticella Coriano, Diegoro Sampa Imolo, Football Cavaronco Medicina Fosstatone, Fioriccione del Duca Ribelle, Granamica Voghiera, Marignanese Sant'Agostino. L'hai detto, Fioriccione del Duca Ribelle sicuramente tra le partitissime. Poi c'è anche Diegoro Sampa Imola, seconda contro terza in classifica, 2 bei big match. Va bene, allora, io so che tu con Alessandro avete preparato una cosa, vogliamo partire subito con te, ti lascio la parola? Partiamo. Partiamo, allora aspetta, prima do le indicazioni a Stefano, dalla regia se mi mandi il promo di Alessandro e nel frattempo Corin gli fa la domanda. Prego Stefano, vai Corin. Dunque, Alessandra Paganini, vi occupate di sementi per i manti erbosi, come mi ricordavi prima. Come è possibile contattarvi? Allora, potete contattarci tramite il telefono, abbiamo il sito, abbiamo la pagina Facebook, siamo facilmente raggiungibili in tutte le maniere. Benissimo. E un'altra domanda, come vi comportate quando vi contattano le varie squadre di calcio? No, le squadre di calcio noi facciamo un sopralluogo in zona e vediamo effettivamente i problemi che ci sono. Ecco, approfitto dell'occasione per dire 2 prodotti particolari che la volta precedente non ho potuto approfondire. Abbiamo un prodotto Trico K che serve contro le malattie fungine, quando si manifestano dei problemi di malattie da fungo nei tappeti erbosi, questo è il prodotto ideale. E poi un altro problema che si manifesta durante il periodo freddo sono gli eccessi di acqua, ristagni idrici. Noi abbiamo un prodotto che si chiama Water Save, che praticamente è un retentore idrico, cioè trattiene l'acqua. Poi so che ci sarà anche una particolare cena con il tuo staff, tutto quanto, se non erro. Perfetto, ecco. Infatti approfitto di queste telecamere per invitare lo studio di Telerimini a essere presenti il 25 ottobre quando facciamo una cena con i nostri migliori clienti. Il problema è che tu lo sai che Baldisseri ti mangia anche il tavolo, vero? Quindi dopo sono affari tuoi, Va bene. Quando si mangia siamo sempre presenti. Vedi cosa, tu lo devi conoscere Renzo, cioè, sappi che dove si mangia Renzo c'è sempre, il numero allora ci sarò anch'io. Comunque non nascondo che a telecamere spente il buon Baldisseri si è informato se la cena a base di pesce è di carne. Te pare? Chiamalo fesso, chiamalo, va bene. Dove si mangia c'è sempre, va bene Renzo.
Allora, cara Corin, Sì. stanno arrivando anche parecchi sms, facciamo così, andiamo avanti con i risultati classifiche e poi diamo spazio giustamente anche agli sms della promozione, WhatsApp della promozione, eccetera, eccetera. Prego. Bagnacavallo Russi 0-1, Fosso Ghiaia Bolognese 0-2, Pietracuta Faenza 1-1, Reno Bellari Giamarina 1-0, Sant'Ermete Gatteo 3-4, San Pietro Gambettola 3-0, San Pierana 2M 2-2, Torconca Cervia 1-2, Novafeltria Misano 2-1. Perfetto, questi erano i risultati, adesso andiamo a vedere la classifica sempre con la tua vocina, vai. Russi 13 punti, 2M Pietracuta Bolognese Torconca Faenza 11 punti, Gatteo Novafeltria 10, Cervia 9, Gambettola San Pierana 8, San Pietro Misano 7, Sant'Ermete 6, Reno Bellari Giamarina 5, Fossoghiaia 2, Bagnacavallo 1. Qui Romagna vi porta fortuna Nicola, col Bellari avete pareggiato 2-2, con i Novafeltria avete vinto al Mazzola per 3-2 e poi a Pietracuta ieri vi siete fatti raggiungere al 95esimo 1-1. Sì, a parte col Misano, però col Misano in casa abbiamo perso. Col Misano avete perso? Sì, Raccontami anche col qualcosa di Bellari più. eravamo partiti molto bene, vincevamo 2-0, poi dopo ci hanno recuperato nel secondo tempo, 2 pari è finita, partiamo da ieri direi, nel senso che il pareggio alla fine è giusto per quello che si era visto nell'arco dei 95 minuti, perché il primo tempo hanno avuto 2 o 3 occasioni nitide loro e potevano benissimo andare in vantaggio, hanno anche colpito un palo, noi abbiamo avuto un buon possesso, siamo più volte arrivati sul fondo, poi abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, quindi non siamo riusciti a creare delle azioni concrete, mentre loro nel primo tempo sì. Secondo tempo più o meno sulla falsariga del primo, nel senso che anche lì loro hanno avuto un paio di occasioni, tra cui una bella parata del nostro portiere, però siamo riusciti ad andare in vantaggio noi su una ripartenza dopo un calcio d'angolo. Peccato che praticamente all'ultimo minuto abbiamo fatto un'ingenuità, abbiamo fatto un fallo di rigore che probabilmente c'era e hanno pareggiato. C'è da dire che sull'1-0 abbiamo avuto un'occasione molto grossa Esatto. per fare il 2-0 con Cisterni e non l'abbiamo fatta. È chiaro che vai sul 2-0, mancavano 5 minuti, la portavi a casa, però tutto sommato il pareggio è giusto. Posso dire una cosa, io vi ho visto voi impegnati in 3 partite riprese dalle nostre telecamere, stessa cosa in Pietracuta, se non erro erano già 4 le partite che abbiamo ripreso ieri tra casa e fuori casa, una sfida tra 2 belle squadre, quindi non era facile per il Faenza portare via punti da Pietracuta e se fosse riusciti nell'impresa era davvero una vittoria a mio modo di vedere che valeva doppio. Assolutamente sì, anche perché è una squadra comunque costruita per fare bene, sicuramente più esperta di noi e quindi in trasferta per noi secondo me è un buon punto, ecco, quello che abbiamo portato a casa. Poi ripeto, al 93esimo vinci 1-0, è chiaro che un po' di rammarico c'è. Tu non lo sai, da Pietracuta ci segui, quindi tu involontariamente hai fatto un complimento a Sandro Conti che è il direttore sportivo, a Delio Rossi che è a Delio Guerra che è uno dei dirigenti, il nostro amico Renzo, e loro ci tengono molto, ti fa onore insomma aver riconosciuto anche la forza del Pietracuta. Però Nicola, io a questo punto direi, grazie anche al contributo di Corin, di andare a vedere questa partita. Quindi cosa andiamo a vedere, Corin? Adesso Vediamo se andiamo a sei vedere la sintesi Pietracuta Faenza. Lei sfogliava cioè... IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer. Questo programma è offerto da... Andiamo un attimo in studio, c'è un problema mi dicono, quindi Stefano magari provvedi a risolverlo, allora faccio un'altra domanda a Nicola e tra poco vedremo il servizio, lo dico per i nostri spettatori, aspettiamo ancora qualche minuto. Mi dici la storia un po' di questo Faenza, perché come direbbe Baldisseri che ce l'hai qui al tuo fianco, una squadra che segna tantissimo, 10 gol però ne prende tanti, 9, come mai? Allora, ripeto, siamo una squadra completamente nuova rispetto all'anno scorso, perché comunque abbiamo rivoluzionato tutto, siamo molto più giovani, basta pensare che su 20 che erano i convocati di ieri, 15 sono fuori quota, quindi tutti giovani del nostro settore giovanile e i 5, tra virgolette, vecchi sono completamente nuovi, quindi ci vuole un po' di tempo per amalgamare un po' il tutto e pecchiamo un po' di inesperienza, secondo me, che è legato al discorso della giovane età, perché comunque il rigore che abbiamo preso ieri nasce da una situazione che con un po' più di esperienza la gestisci tranquillamente, nel senso che abbiamo preso una ripartenza, tra virgolette, sul rinvio del portiere, eravamo su un 3 contro 1, cioè
l'hai buttata via praticamente, capito? Ed è frutto di questa inesperienza che abbiamo legato alla giovane età. Senti, è un torneo difficile questo a tuo modo di vedere, anche se tu arrivi da un'alta categoria. È un torneo sicuramente equilibrato, anche se guardiamo l'eccellenza, la classifica di prima dell'eccellenza, c'è già un po' più di distacco tra le prime e le ultime. Qui, a parte le ultime due che sono partite un po' più in difficoltà, le altre dalla prima alla 12ª, 13ª sono 2-3 punti, quindi è un girone molto equilibrato. Renzo, ti lascio fare una domanda al nostro Nicola mentre aspetto che si risolva il problema tecnico. Prego Renzo. Io voglio fare una domanda. Allora aspetta Renzo, scusami se ti interrompo. Mi date l'ok dalla regia, c'è Stef. Vai, Pietracuta, allora poi dopo vengo su di te Renzo, scusami. Servizio. Arriva, Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, padiglione 3, stand M53 e N52. Un pareggio spettacolare quello avvenuto al Bindi di Pietracuta tra due squadre appaiate in classifica, ma la Romani in esterna fino ad ora favorisce il Faenza, visti i successi ottenuti a Sant'Arcangelo con Nuova Fete e pareggio per 2-2 sul campo del Bellaria. Il Pietracuta vuole ottenere il quarto successo di fila dopo Bellaria, Gatteo e Misano, ma Fratti e compagni devono sudare non poco. Tra episodi da Moviole e Legni che contraddistinguono la classica giornata rossoblu, soprattutto al Bindi. E quando Evaristi ad inizio match c'entra il Legno alla sinistra di Tassinari, la giornata sembra avere un epilogo già scritto. Con l'immagine a cura di Eugenio Angeli invece assistiamo ad un match molto emozionante. Il Faenza si rende pericoloso con questo calcio piazzato non sfruttato dalla testa di Errani, mentre il tiro cross di Evaristi è una semplice chiamata per Tassinari. Primo piano per il giocatore in maglia bianca. Quando Evaristi poco dopo imbecca Fratti, il rigore pare cosa certa. Con replay a cura di Eugenio Angeli rivediamo il momento di recrimini da parte dei padroni di casa, in questo caso il direttore di gara sorvola. E quando Bruma sembra dare un calcio alla sfortuna, il guantone di Tassinari è pronto a dire di no al suo diagonale. Nella ripresa con una conclusione debole ci prova Lanzoni, ma Leardini c'è. Il Pietracuta a questo punto inizia a dominare. In 3 tentativi viene sventato in sequenza dall'ottima difesa faentina che risponde presente dappertutto, evitando sogni di gloria ai giocatori rossoblù quest'oggi in maglia bianca. Neppure dalla distanza la squadra di Fregnani riesce a sbloccare la situazione, ma su punizione nasce l'incredibile Capitombolo. Evaristi vede murata la sua punizione sulla ripartenza, corre felice dannatamente in contropiede il numero 7 alias Marco Montemaggi, classe 99, che con una pallombella beffa Leardini e compagni andando a festeggiare la marcatura con tutta la panchina. 0-1 e clamoroso al Bindi. Il Pietracuta non si scompone, Fratti tenta la volée, ma la palla di entrarne proprio non vuol saperne, mentre sul versante opposto si divora il raddoppio Cisterni, fa il prezioso davanti agli Ardini che lo ipnotizza. Evaristi da calcio piazzato chiama l'attenzione Tassinari che blocca la sfera in 2 tempi. Da rinvio invece di Leardini al 90° Bruma viene steso in area di rigore. Per l'arbitro questa volta non ci sono dubbi e Bomber Fratti evita il KO interno mostrandosi freddo dagli 11 metri, facendo a questo punto liberare la propria gioia a un nutrito numero di ultras giovincelli. 1-1 il finale al Bindi. Renzo, lo chiedevo prima durante il servizio a Nicola, il primo rigore che il Pietracuta ha recriminato c'era secondo te? Nicola ha detto che è arrivato delle immagini secondo me apro prima la palla, però... Ok, mi trovate d'accordo anche a me, anche a Nicola, invece il rigore fischiato al 95esimo? Secondo me quello era giustissimo. Ale, c'era quel rigore? Sì. Anche lui dice di sì, quindi ci siamo. E per quanto riguarda la tua domanda, scusami che ritorno su di te e poi dopo passiamo a Nuova Fete, prego. Io la domanda che vorrei fare al direttore sportivo è una squadra molto giovane, ma ammettiamo, e ce l'auguriamo tutti, se dovesse trovare lì a fine aprile e la fine marzo lottare per il primato, andiamo al portafoglio? Rinforziamo questa squadra? Chi lo sa, lì bisogna vedere la società dopo che intenzioni ha. Il progetto è quello di far giocare i ragazzi del settore giovanile, ragazzi faentini, quindi non è una priorità assoluta quella di tornare su in eccellenza subito, ecco, quindi è un progetto solido, chiaramente ci vuole pazienza, lo sanno, però non
non sono di quelle società che vogliono spendere giusto per spendere, ecco, nel senso stanno molto attenti e l'obiettivo principale è quello di valorizzare il settore giovanile e i ragazzi faentini per avere un progetto che si sostiene anche economicamente, non dico da solo, però senza fare il passo più lungo della gamba. Ecco. C'è simpatia tra Faenza e Russi? È un derby, è una partita bella con tradizione, perché sono tutte e due squadre che hanno fatto la C, hanno fatto dei derby in Serie D, quindi è sicuramente una bella partita. Loro quest'anno hanno una squadra importante, perché comunque hanno preso Salomone, Fabi, Caidi, Fantinelli, sicuramente è una delle principali candidate a vincere questo campionato. Mi trovi d'accordo, assolutamente. Allora, cara Corin, andiamo a vedere il prossimo servizio, così dopo voglio sentire anche Renzo, prego. Sì, ora guardiamo la sintesi Nova Feltre Misano. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Al Mazzola di Sant'Arcangelo il Nova Feltre conosce la prima vittoria nella promozione Romagna a domicilio, la terza se sommata alle altre 2 ottenute in esterna. La matricola diventa terribile in uno scontro che ricorda quell'amaro playoff perso 2 anni prima. L'avversario si chiama Vis Misano, che non assaggia i 3 punti da almeno 3 turni. Sfatato dunque anche il tabù Mazzola, i gialloblu in maglia nera premono da subito sull'acceleratore. La punizione di Mezgur e un primo avvertimento verso la porta difesa da Sacchi. La difesa della Vis Misano commette 2 ingenuità che paga caro. A 14esimo la prima, quando su gol del Nova Feltre si lascia nettamente scavalcare. Di Filippo vola verso la meta chiamata Gloria. Il cost to cost viene premiato dall'ex giocatore dell'interno sammarinese, che porta al vantaggio degli uomini di Mugellesi. Abbraccio di tutta la panchina per lui, un ragazzo fortemente voluto dal club, una scommessa finora vinta visto l'ottimo impatto. Il Nova Feltre tra il 14esimo e il 16esimo archivia il match. Mezgur lanciata a rete sempre su un altro lancio proveniente dalle retrovie, con un mezzo pallonetto scavalca Sacchi, bucando per la seconda volta la retroguardia ospite. Nova Feltre a 2, Vis Misano 0. È la volta di Sartini, che dalla distanza domestica la sfera, che scaraventa sui cartelloni pubblicitari. La Vis Misano si fa finalmente vedere prima della mezz'ora, quando Serafini, servito in area di rigore, viene chiuso da Battani per poi calciare da posizione defilata, non trovando lo specchio della porta. Quando Antonietti questa volta viene servito sull'altro lato, sembra trovare il pertugio giusto, ma tra il dire e fare c'è di mezzo Battani. Sulla respinta al centrocampista non riesce il tap vincente. Ancora Vis sugli scudi, la conclusione di Serafini viene neutralizzata da Battani, che si rifugia in questo caso in corner. Prima dell'ingresso negli spogliatoi Urbinati tenta la volée, la sfera termina alta. C'è ancora tempo per vedere questa punizione battuta da Serafini, allontanata da Battani. Con l'immagine a cura della nostra redazione ci spostiamo nella ripresa, quando Piva raccoglie la sfera ma la scarica tra i guantoni di Sacchi, e quando Mezgur accende la lampadina, ecco questo traversone gettato al centro, sul quale Sartini arriva con un attimo di ritardo, anche se dalla tribuna qualcuno protesta per una leggera trattenuta. E ancora Piva a sfiorare la marcatura con questo tiro dalla distanza, mentre in pieno recupero il Misano accorcia le distanze. Pallon bella a cercare la testa in area avversa di Urbinati, che approfittando dello scontro tra Battani e Rinaldi infila alla porta dei padroni di casa, che tuttavia gestiscono i pochi secondi che rimangono alla fine del match, raccogliendo l'applauso a fine gara dei propri supporters. Per il Misano, rimasto in partita fino all'ultimo, è mancata la cattiveria agonistica necessaria per muovere la classifica in un momento di mancata brillantezza. Ebbene, allora, cara Corin, scusami. Sì, a questo punto colgo la palla al balzo per leggere alcuni messaggi che ci arrivano. Vai. Ci fanno i complimenti per la trasmissione e poi c'è un messaggio per te, Daniele. Ringraziamo intanto, va bene? Dimmi pure. Sì, allora, questo messaggio è da Zandoli del Sala. Ciao, il presidente. Ciao Daniele, ciao, dimmi. Sì. Allora, ti chiede, se non vieni a vedere il Sala, la trattoria e il matto, è difficile che ti porti. Lì si mangia da Dio. Vengo con Baldisseri, che dove si mangia te l'ho detto che noi veniamo volentieri, Daniele. Va bene, veniamo a riprendere anche il Sala. Ci sarà sicuramente nel calendario, ho messo qualche partita che riguarda anche la tua squadra, poi avremo modo appunto di sentirci. Allora Renzo, Corin prima ha letto dei messaggi importanti che sono arrivati dalla piazza di Nova Feltre e non solo, anche da fuori, vedo qui i numeri di telefono, tantissimi messaggi. Allora, giustamente, le cose vanno dette, perché l'abbiamo detto anche l'anno scorso, sempre in maniera obiettiva, e vanno detto anche in questo inizio di stagione. Sono una rivelazione del torneo, tra le rivelazioni del torneo, mi correggo, perché comunque stanno facendo il loro onesto campionato, hanno fatto 10 punti, sono andato a prendere un punticino anche in quel di Russi, lo stesso Nicola, che conosce molto bene il campionato e la forza dei russi, diceva appunto prima, contro Salomone eccetera eccetera, non è facile andare a prendere i punti, perché comunque sono tra i favoriti per la vittoria di questo campionato. Cosa vogliamo dire di questo Nova Feltre? Ma io il Nova Feltre direi è una squadra quest'anno importante. Vorrei partire un po' da dietro, è un campionato, come detto, di sportivo molto equilibrato. Sì. Ieri la sconfitta
del Torconca ad opera del Cervia, che tra poco vedremo, ci può anche stare, perché veramente il Cervia è una delle candidate. E domenica, se non vado errato, c'è proprio Cervia Russi con i 9 punti, se potrebbe riaprire anche il campionato, diventerà ancora più interessante. Il Petracuta è una squadra che secondo me è insieme al Torconca, è una delle squadre che potrebbe dar fastidio a Russi e potrebbe anche essere una delle protagoniste di questo campionato. Mentre per le due matricole, vale dire Gatteo e Nuova Filtria, stanno facendo un ottimo campionato. Ritornando a Nuova Filtria, l'ho vista e non mi dispiace. L'unica cosa che Mugellesi deve lavorare forte, lo sto dimostrando anche le statistiche, i 10 gol fatti, i 10 gol subiti. Se Mugellesi riuscirà nel suo lavoro a modificare un qualcosa in questo reparto difensivo, che sono sempre dell'idea quando non subisci arrivi lontano, penso che il Nuova Filtria avrà delle grandissime soddisfazioni, mentre invece vede in difficoltà il Sant'Armete e il Bellaria, mentre secondo me, anche se ieri è uscito sconfitto il Misano, ha una squadra molto forte, ma sono convinto che Bucci riporterà questa squadra dove gli compete. Sì, ha chiesto un po' di pazienza a Bucci, anche perché sta lavorando con tantissimi giovani. Però ripeto, conosciamo la realtà di Misano, bisogna fargli complimenti. Ripeto, il Nuova Filtria ha 2 ottimi attaccanti, è una bella squadra, però ripeto ancora, se Mugellesi riuscirà a rimpatare e fare una difesa forte, perché io ho il pallino nelle difese, quando subirà meno gol, penso che il Nuova Filtria avrà molte soddisfazioni e potrà essere veramente una protagonista di questo campionato. Bene, Corin, Renzo ci ha detto il suo punto, a te la parola. Ora guardiamo la sintesi di Torconca Cervia. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. 5 punti di distanza alla vigilia tra una delle sorprese del torneo Torconca e il Cervia, tra le principali candidate alla vittoria finale. Entrambe le squadre sono uscite vittoriose nell'ultimo turno di campionato, Cervia che arriva dal poker rifilato al Fosso Ghiaia, mentre Torconca in esterna di misura si era imposta 7 giorni prima sul campo della Scott 2M. L'avvio è di marca locale, il lancio di Casole a cercare Pasolini, in bomber rispetto ad altre apparizioni si mostra poco freddo davanti a Braghion, ma il vantaggio è rimandato ai soli 13 minuti. Brighi, servito in profondità, non si fa pregare trovando in gol del momentaneo 1-0, pallone indirizzato nell'angolo alla destra di Braghion che, ingannato anche da un rimbalzo, non può far nulla. Esultanza dedicata al bebè per Brighi. La risposta del Cervia porta subito al pari. Candoli apre per Calanda, traversone al centro per la zampata vincente di Zanini che mette il segno X al match. Schema che si ripete, questa volta il cross arriva dai piedi Alberani, ma di testa Zanini non riesce ad incidere. Lo stesso attaccante si riscatta alla mezz'ora quando questa volta su crossi severi, sempre di testa, trova l'acuto vincente. 1-2 e sorpasso compiuto. Nella ripresa dalla punizione di guerra, Calandra perviene al tiro, Isa in tuffo respinge. Al 37esimo Casoli riceve palla ma schiaccia troppo la conclusione che si spegne al lato. A 2 dal termine, Casoli getta nella mischia questo pallone che per poco Pasolini non tramuta in oro. Il pallone attraversa tutta la linea di porta per poi essere allontanato dalla difesa ospite. Si chiude qui una partita che vede il Cervia risalire la china con il Torconca che riceve uno stop forse inatteso a domicilio. Eh già, uno stop inatteso, il Cervia sta risalendo la china dopo il cambio dell'allenatore, Torconca comunque mostra lì davanti un certo Pasolini che lo scorso anno quando fu acquistato nel mercato invernale ha dato una svolta importante, era in zona retrocessione. Mi ero dimenticato, scusi, di dire una cosa, se domenica diciamo in questo campionato, secondo me è una domenica appannaggio del Petracuta, ha in casa mi sembra, se non vado errato, il Reno, una squadra che è abbordabile e potrebbe il Petracuta domenica anche essere non nuovo capolista, perlomeno prendere dei 3 punti importanti. Toccate ferro a Petracuta dopo però, il parere di diciamo, è una domenica a favore del Petracuta. Va bene, adesso andiamo a vedere il prossimo turno, infatti ci ha dato l'assist Baldisseri, cara Corin, così poi passiamo alla pubblicità, se no Stefano stasera ci mina veramente, credimi, prego, vai pure con il prossimo turno. Vai Stefano dalla regia se ci aiuti, ok, perfetto, vai. Cervia Russi, 2M Bagna Partitone, Cavallo. Cervia Russi, vai, scusami.
Faenza San Pietro, Bolognese Nova Feltria, Gambettola Fossoghiaia, Gatteo Torconca, Bellari Giamarina San Pierana, Pietracuta Reno, Misano Sant'Ermete. Misano Sant'Ermete è una partita tra due squadre in difficoltà in questo momento. Anche il Faenza domenica. Oh, Zanzara, sta zitto un attimo, porca miseria, è sempre lì, zitti, devo lanciare la pubblicità se no Stefano non ci viene. Allora, pubblicità per 3 minuti e mezzo, poi vengo su di te, ovviamente scherzo, sono arrivati dei messaggi anche da Gabizze, quindi tra poco parleremo anche del momento delicato del campionato. È difficile commentare quella partita. Campionato marchigiano, purtroppo non è facile. Non è facile, hai detto bene. Bene, pubblicità Caracorin, 3 minuti e mezzo, rientriamo, promozione marchigiana, prima categoria e terza categoria e poi rispondo anche al signore del colonnella. Vai, pubblicità. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto: da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda.
IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarni, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di Salleo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, padiglione 3, stand M53 e N52. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Ecco, rientriamo in studio, piccole schermaglie per quanto riguarda appunto il minutaggio. Non ti preoccupare, non ti occupare, stai imparando, stai leggendo veloce, quindi sei pronta. Promozione marchigiana, vai! Sì. Ci aiuta anche il nostro Stefano Pappini. Biagio Nazzarro, Moie Vallesina 2-1, Gabice Gradara Camerano Calcio 2-2, Lorenzini Cantiano Calcio 0-1, Mondolfo Filotranese 3-3, Olimpia Marzocca Valfoglia 1-1, Osimana Vigor Castelfidardo 0-1, Osimo Stazione Passatempese 1-0, Villa San Martino Urbino 1-1. Bravissimo, veramente, mi sto commuovendo. Adesso andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica un po' così per i Gabizze, vai. Osimo Stazione 20 punti, Vigor Castelfidardo 18, Valfoglia Villa San Martino 16, Urbino 14, Filotranese 12, Biagio Nazzarro, Moie Vallesina, Gabice Gradara 10, Mondolfo Cantiano Calcio Lorenzini 8, Camerano Calcio Ci sono degli errori per quanto riguarda la grafica di promozione fatta da Romagna Sport, quindi ti blocco io, non hai sbagliato tu, ma per quanto riguarda la classifica che ci hanno girato. Okay. Va bene, brava lo stesso, fermiamoci qui. Renzo, facciamo così me lo commenti subito. Cosa andiamo a vedere adesso? Vediamo se sei pronta. Adesso guardiamo la sintesi di Gabice Camerano. Guardiamolo attentamente gli errori, dopo qui ci sono degli esperti. Arriva. A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Si dirà chi non si tratta, ci manca davvero poco, il Gabice Gradara si fa male da solo e primo Ura in casa proprio non vuole arrivare. Succede che quando si è a 5 minuti dal traguardo la squadra viene annebbiata nelle idee facendosi del male da sola dopo aver disputato una bella gara gestendola al proprio piacimento, non rischiando nulla o quasi. Con l'immagine a cura di Antonello Pace andiamo a commentare questo match con Bastianoni che si presenta subito dall'inizio davanti a Talevi, pallone clamorosamente al lato. Lo stesso Bastianoni si riscatta servendo a Vegliò con la complicità di Innocentini il pallone che l'attaccante ex Valfoglia il suo secondo anno in rossoblu trasforma in oro per il vantaggio locale. 1-0 a questo punto per il Gabice Gradara sul Camerano. Lo scatenato Bastianoni ruba palla facendo nascere dal suo traversone un curioso batti-ribatti in area del Camerano che si conclude con la conclusione finale ad opera di Vairani che risulta centrale. Da punizione ci pensa Grassi a impegnare Talevi. Grandicelli sull'alto versante porta a spasso l'avversario ma il traversone è fuori misura. Il Camerano crea la sua unica palla gol grazie alla complicità della difesa locale. Per poco non sono nozze per Taddei che in mezzo alla gloria trova il legno a negargli la gioia del gol. Nel finale azioni da una parte e dall'altra. Vairani sfiora il gol della domenica mentre sul versante opposto il tiro di Boccolino è di facile presa per Celato. Ad inizio ripresa Taddei servito al centro dell'area di rigore si rende nuovamente pericoloso mentre Gabice Gradara dall'altra parte trova il penalty che potrebbe congelare il match. Vairani per Vegliò, pallonetto di mano e calcio di rigore decretato dal direttore di gara. Dagli 11 metri Vairani sigla il 2-0 per il Gabice Gradara. Sembrerebbe davvero una partita finita. Lo stesso centrocampista chiama qualche minuto più tardi al tuffo Talevi. Siamo nel finale dove succede davvero di tutto. Ferrini di testa alza la mira, poi il patatrac che Celato decide di prendere l'autostrada sbagliata dove solo lui in uscita paga il ticket con tanto di regalo per Giulietti che riapre il match ricevendo anche una manata in volto che vale il cartellino giallo per un difensore dei Gabice Gradara. Ora il Camerano ci crede, nel finale il mancato rinvio della difesa locale
mette nelle condizioni Franzoni al 97esimo di colpire in maniera sporca ma efficace il pallone che vale l'incredibile 2-2. Finale con tanto di rammarico in casa rossoblù. Ora come non mai bisogna rimboccarsi le maniche ed evitare possibili cali di concentrazione, perché prima o poi col fuoco ci si scotta. Acqua e ripartenza immediata per un campionato lungo e intenso. 2 punti persi. Direi di sì. Non è facile commentare una gara come quella che ho vista da me ieri. Io dai 50 anni che seguo il calcio, ieri ho visto degli errori nel reparto difensivo da ambe le parti clamorosi. Io posso capire gli errori del Camerano, del portiere, quando Vegliò fece il primo gol, è un portiere giovane, è un 2001, ci può stare. Onestamente il Gabbici Gradara ha giocato bene, ha avuto la fortuna anche di raddoppiare su un calcio di rigore alquanto evidente da tutti. Ormai la partita era chiusa, il Camerano era già rassegnato alla sconfitta. Purtroppo, negli ultimi minuti fatali, dal 43esimo del secondo tempo arrivare il 49esimo, si è visto di tutto. Prima di tutto da Celato, un portiere che io reputo uno dei migliori portieri di questa categoria. Ha fatto un'uscita, non è da lui. E purtroppo con questa uscita così diciamo a valanga, un'uscita che non ha senso, un portiere della sua esperienza, il Camerano ha accorciato le distanze. Nei minuti finali è chiaro che il Camerano ci ha creduto. Un altro errore difensivo da un altro giocatore importante come Pazzeri, un difensore che io reputo uno insieme a Cellato, uno dei migliori giocatori della categoria. Era facilissimo buttarla in calcio d'angolo, buttarla via, non lo so, forse voleva fare il Maradona, la palla l'ha persa, è venuto il 2-2. Errori clamorosi, 2 punti persi che alla fine durante il campionato si faranno anche sentire, però penso che il Gabbici Gradara ha tutti gli ingredienti per poter uscire fuori. E domenica va a Castelfidardo, con la Vis Castelfidardo, un incontro assai difficile, e poi la prossima in casa, il derby con l'Urbino. La vedo un po' in difficoltà. Corin, andiamo a vedere, grazie anche a Renzo e a Stefano Papini, il prossimo turno. Ha promesso il Presidente di essere qui nostro ospite il 28 di ottobre, quindi proprio l'ultima puntata di questo mese. Prego. Camerano Calcio Lorenzini, Cantiano Calcio Simana, Filotranese Villa San Martino, Urbino Biagio Nazzaro, Mandolfo Olimpia Marzocca, Passatempese Moie Vallesina, Valfoglia Osimo Stazione, Vigor Castelfidardo, Gabbici Gradara. Proprio la partita che ci diceva il nostro Renzo. Ebbene, cara Corin, con te e con Stefano direi di passare alla prima categoria Girone H. Anche qui abbiamo un servizio grazie anche al nostro Simoncino Massaccesi, che salutiamo. Piuttosto c'è un'amica da presentare anche a lui ci accontenta di poco, basta che sia bella, dolce e in gamba. Prego, vai. Chiede poco. Appunto, chiede poco, vai. Allora, Roncofredda Athletic Poggio 1-1, Mondaino Granata 2-3, Sala Perticara 1-0, San Vittore Asar Calcio 1-1, Spontricciolo Morciano Calcio 6-4, Stella Delfini Rimini 3-3, Verucchio Alta Valconca 1-0, Villa Marina Riccione 2-1. Qui c'è crisi nera per il Riccione, terza sconfitta su 4 gare, una delle candidate a vincere questo torneo, per appunto vi dicevo la carta spesso non recita quanto visto in campo. Prego Cori. Sala 12 punti, Spontricciolo San Vittore 8 punti, Morciano Calcio Granata Mondaino Verucchio 7, Delfini Rimini Alta Valconca Perticara Villa Marina 4, Riccione Stella Asar Calcio 3, Roncofredda Athletic Poggio 2. 2 punti. Ebbene, cara Corin, io direi di andare a vedere proprio il servizio che riguarda questa categoria, così dopo passiamo anche a parlare della seconda. Prego. Allora, guardiamo la sintesi Villa Marina Riccione. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio ed il laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. In prima categoria Girone H e Villa Marina trova la prima vittoria di stagione. Lo fa niente poco di meno contro l'ostico Riccione, tra i candidati ad essere protagonista fino alla fine del torneo, ma i 2 gol portano la firma di Bianchi. Cambia solo la porta tra il primo e il secondo tempo, ma la finta è di quelle devastanti che in questo caso valgono i 3 punti. E vediamo con il contributo dell'appunto Gold Sport la prima rete. Il numero 10 porta a spasso pallone d'avversario per poi trovare la conclusione a giro che batte Tacchi. 1-0 per il Villa Marina.
Il Villamarina sfiora subito dopo il raddoppio, la conclusione di Farabegoli viene ribattuta da attacchi sulla testa di Calà che non riesce ad approfittarne. Il Riccione si vede da corner con un colpo di tacco che attraversa la linea di porta non trovando deviazioni vincenti. Ciò che risulta vincente è la discesa di Gallesi, premiata dall'intervento del direttore di gara. Il replay chiarisce meglio l'episodio, calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Amadei che non tradisce l'appuntamento con la marcatura 1-1. Nella ripresa Riccione è pericoloso da subito dal corner con questo colpo di testa di Barretta che termina fuori. Dall'altra parte Villamarina si presenta davanti a attacchi con la conclusione di Mantovani respinta in corner dall'estremo ospite. Il Riccione si vede nuovamente con il colpo di testa di Amedei che diviene un comodo assist per la corrente Basile. Bartoli si allunga risultando decisivo. È la volta di Cardini ma la conclusione risulta facile presa per il portiere di casa. Ma sulla ripartenza il Villamarina esegue l'azione che vale i 3 punti, Bianchi lanciato a rete e mette la seconda finta vincente di giornata che fa parte del proprio repertorio facendo volare il Villamarina che trova così la prima gioia di stagione. Ed invece crisi nera per il Riccione alla terza sconfitta in 4 gare. Il nervosismo si sente come l'espulsione di Gasperoni e un campanello d'allarme, nel mezzo l'acrobazia di Amadei che si spegne al lato. Risultato finale Villamarina 2, Riccione 1. Allora, in breve, per quanto riguarda questa sera che siamo un po' in ritardo, la Polisportiva Sala, come dicevo inizio puntata, sta facendo un onesto campionato, sono rimasti più o meno i giocatori dello scorso anno e non è tanto una rivelazione perché secondo me può ripetere il campionato che sta facendo il Granata. Il Granata in questo momento è un po' indietro in campionato, ha venduto qualche talentino, soprattutto Mancini al Santermete, una scommessa, questo è un azzardo che faccio io, è il San Vittore come lo fu lo scorso anno in Roncofreddo insieme al Mondaino. Il Mondaino ha 2 attaccanti lì davanti che sono Crosetto e Pagnini che non hanno bisogno di presentazioni, rimangono un po' indietro le cosiddette grandi di questo campionato che dovevano essere, vedendo la classifica questa sera, il Riccione, la Stella e il Morciano. In questo momento, oggi che siamo praticamente alla 4ª giornata, stanno un po' deludendo, ma ripeto, siamo alla 4ª giornata, io auguro a loro di poter risalire la china. Sta sorprendendo invece in positivo, oltre alla Polisportiva Sala, anche lo spontricciolo della presidentessa Daniela Palumbo. Quindi complimenti anche a Daniela, a tutto il suo staff. Bene, per quanto riguarda invece il Perticara, noi saremo domenica a riprendere la partita con il San Vittore, sono 2 neopromosse, sono curioso anche di vederlo per quanto riguarda questa categoria e per quanto riguarda gli arbitraggi bisogna vedere un attimo che partita è stata per rispondere al messaggio che ci ha mandato a inizio trasmissione il nostro spettatore. Io direi andiamo a vedere il prossimo turno così poi passiamo a vedere l'ultimo servizio di questa serata. Alta Valconca, Villamarina, Asar Calcio, Morciano Calcio, Atletic Poggio Spontricciolo, Delfini Rimini Verucchio, Granata Roncofreddo, Mondaino Sala, Perticara San Vittore, Riccione Stella. Ebbene, dunque io ho segnato 2 partite, Delfini Verrucchio, anche dai Delfini mi aspetto un attimino una risalita in classifica e Perticara San Vittore che sarà ripreso appunto dalle nostre telecamere. Ora siamo arrivati all'ultimo servizio di questa serata che riguarda la terza categoria. Cosa andiamo a vedere? Per la terza categoria, girone B, guardiamo la sintesi di Riviera United San Patrignano. Allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo si affrontano per la seconda giornata del torneo di terza categoria girone B della sezione di Rimini Riviera United San Patrignano. Entrambe le squadre arrivano dal pareggio della prima giornata per giunta col medesimo risultato, 1-1 per il Riviera sul campo della Montefiorese, 1-1 per il San Patrignano a domicilio con il Monteleone. La partita si accende subito in direzione ospiti. In maglia rossa Thomas recupera la sfera appoggiandola per Di Muro che scarica il pallone tra i guanti di Piscaglia. Il Riviera risponde con questa conclusione debole di Manfroni, ma al secondo verrà a fondo il San Patrignano passa. Il traversone sulla destra viene pizzicato di testa da Di Scotto che indovina l'angolo vincente alla destra di Piscaglia. Il San Patrignano gioca di fino, il tacco sotto porta non riesce, ma si trattava in questo caso di posizione di offside, non dall'altra parte quando la distanza scatolare scalda così i guantoni a Strambini. Con l'immagine a cura della Punto Gol Sport passiamo alla ripresa. Andruccioli dà le spiegazioni ai suoi, ma il San Patrignano va vicinissimo al colpo del KO quando dall'angolo Scolari chiama la deviazione in corner Piscaglia, bravissimo in questo caso ad evitare il 2-0. Il neoentrato Petrucci è desideroso di mettersi in mostra, ma la conclusione è lontana dal bersaglio. Ma proprio dal neoentrato scatta lo scambio che porta l'atterramento in area di rigore ad opera di Agmir su Farinella. Per il direttore di gara trattasi di penalty. Dal dischetto Polverini sigla in momentaneo 1-1. Sulle ali dell'entusiasmo in contropiede Manfroni ha la grande chance, ma deposita la sfera a fondo campo. Schemi che a questo punto saltano e l'ultima occasione che fa gridare a gol coinvolge Farinella, la cui conclusione si spegne di pochissimo al lato. Termina qui la gara con le squadre che raccolgono per la seconda gara consecutiva un pari col medesimo risultato di 1-1.
Secondo pari per il Riviera United dopo quello ottenuto all'esordio, una squadra nata quest'estate, e complimenti semplicemente a loro, stanno giocando le proprie partite in casa allo stadio Valentino Mazzola di Sant'Arcangelo. Sarà un campionato difficile anche perché comunque per la prima volta tanti ragazzi che hanno allestito questa formazione, che compongono oggi questa rosa, si trovano ad affrontare questo campionato e a giocare assieme. Auguri anche al tecnico Andruccioli. Cara Corin, siamo in ritardo di 3 minuti e mezzo, ci stanno già aspettando di là, tutto su Rimini Calcio tra poco con Sport Up. Grazie intanto a te. Grazie a te. Io vado a salutare gli ospiti di questa serata. Renzo, purtroppo ti ritroveremo anche nella seconda parte, scherzo ovviamente, sì. Ti voglio bene, lo sai. Poi andiamo a ringraziare invece il DS del Faenza, Nicola Calvina. Grazie Nicola. Grazie a voi. Il tecnico per la prima volta nei nostri studi, Thomas Zagnoli, allenatore del Coriano. Grazie Thomas. Grazie a voi. E infine il nostro sponsor, ma anche amico di Sport Up e Calcio di Rigore, Alessandro Paganini. Grazie, ciao a tutti. Noi ci vediamo tra poco con Sport Up, tutto su Rimini Calcio, grazie a Daniela Manuelli. Questo programma è offerto da...